Eccoci qua con mister Vittore, un gol, 3 punti, ma quanta sofferenza. Sì, è vero, tanta sofferenza anche perché è stata una partita molto, molto vibrante, una partita con tanti episodi e che noi, devo anche dire, non siamo riusciti a fare il secondo gol. Già subito abbiamo preso una traversa clamorosa, poi abbiamo avuto 3 palle gol e abbiamo fatto un Eurogol, se devo dire. Poi anche nel secondo tempo abbiamo avuto anche altre occasioni e loro lo stesso, perché dobbiamo trovare ancora certi equilibri, soprattutto quando dobbiamo attaccare. Spesso attacchiamo in tanti, perché è una squadra generosa, che tutti vogliono fare, però è anche chiaro che bisogna fare attenzione a certe dinamiche e a certe situazioni di gioco quando la palla non ce l'hai. Sì, oggi oltre che alle occasioni mancate si è visto anche l'ingenuità del Portogruaro, forse lì c'è da lavorarci sopra. Sì, bisogna anche dire che c'erano 3 giocatori negli 11 che, insomma, Lenisa non giocava da un mese, anche Carniello non giocava dalla partita di Coppa, mi pare, dal 7-1 di Coppa, Trentin non aveva mai giocato, quindi sono 3 giocatori che fondamentalmente non avevano il minutaggio, no? E quelle cose là le puoi pagare, però sono contento. Sì, allora andando un attimo anche sull'avversario, che Conegliano ha visto? Ma secondo me Conegliano che starà sicuramente a sinistra della classifica, una squadra molto attrezzata, sono bravi a giocare la palla, mi è piaciuta, è una squadra che mi piace. Allora, ultima battuta, alla fine si è visto un calo fisico del Portogruaro, almeno questa è stata l'impressione degli spalti, anche abbastanza evidente, calo di concentrazione o proprio tenuta fisica non ottimale? Ma può essere anche che negli ultimi minuti, no, il discorso è che gli altri stavano sotto, è una squadra che sta sotto, non è che sta lì in area sua a palleggiare, deve cercare sono tutte quelle energie che ti vengono fuori e tu probabilmente hai un po' di paura, però noi comunque abbiamo avuto le nostre occasioni, anche se, sì, è vero, quando sei 1-0 sei sempre lì con quella paura e la paura ti taglia le gambe, quindi non credo, perché noi la partita l'abbiamo finita in attacco, quindi se vogliamo no, sì. Però ci sta che alla fine si aveva anche un po' di timore, non credo che sia un calo fisico, sì. Perché allora alla fine ci prendiamo questi 3 punti che comunque sono meritati. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie.